Un Veneto su due vuole l'indipendenza, ma per ora sono davvero pochi ad aver contribuito al referendum per staccarsi da Roma. La legge approvata dal Consiglio regionale parla chiaro: referendum sì, ma con le risorse dei cittadini, e per farlo servono 14 milioni di euro. E allora, se il 53% dei veneti, secondo un sondaggio di Ilvo Diamanti per Repubblica, l'indipendenza la vuole, e se l'onda è più che mai favorevole dopo il successo dei sì in Catalogna, perché solo 885 veneti hanno messo mano al portafoglio, a provocare il Partito Democratico, che queste cifre in regione è andato a cercarle e ha scoperto che dei 14 milioni di euro necessari in cassa sinora ce ne sono solo 70.000. Siamo 5 milioni di cittadini nel Veneto, 885 hanno dato un contributo per il referendum sull'indipendenza. Avanti di questo passo, se questa sarà la media dei versamenti dei cittadini del Veneto, arriveremo nel 2030, forse 31, a fare il referendum sull'indipendenza del Veneto. Di segno opposto il fronte indipendentista, che in settimana presenterà il comitato referendario e che fa le pulce a Palazzo Balbi, accusandolo di non aver ancora dato vita alla campagna di informazione prevista dalla legge. Galvanizzato dal risultato catalano, il presidente Zaia precisa: il segnale c'è, è un segnale rispettoso della democrazia, tutto si è svolto in maniera pacifica ed è altrettanto vero che in Veneto abbiamo approvato due leggi referendarie, una per l'indipendenza e una per l'autonomia, ed è giusto che i veneti siano messi nelle condizioni di esprimersi. A referendum non crede più nessuno, attacca Alessandra Moretti, candidata in pectore, primarie permettendo, alla poltrona di presidente della regione. Basta raccontare la favola dell'indipendenza, il Veneto ha bisogno di autonomia, conclude il democrate ruzzante. Zaia non si è mai occupato dell'autonomia del Veneto, il tema vero è l'autonomia, come abbiamo più autonomia e risorse giuste e necessarie per dare le risposte alle domande dei cittadini, ogni volta inventandosi cose diverse, una volta la secessione, adesso l'indipendenza del Veneto. Il risultato è che non ha fatto nulla per migliorare le condizioni del nostro Veneto.